Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La Procura dell'Aquila ha deciso di procedere con l'autopsia sulla salma di Matteo Messina Denaro. La decisione è un passo tecnico necessario. Il corpo del boss, deceduto nella notte, si trova nei sotterranei dell'obitorio del nosocomio aquilano. Solo dopo l'esame autoptico la salma potrà lasciare l'Aquila e a quel punto sarà possibile comprendere quali siano state le ultime volontà dell'ex latitante in merito alla sepoltura. È stato arrestato il 52enne che la sera di mercoledì scorso ha accoltellato il nuovo compagno della ex moglie su una panchina vicino a Corso Umbetto I a Bagheria. Subito dopo i fatti l'uomo era fuggito rifugiandosi in una casa di campagna di un suo amico che è attualmente accusato di favoreggiamento. È morta la 48enne Annelisa Fontana, data alle fiamme dal compagno di 52 anni nella notte tra venerdì e sabato a Pantelleria. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo, anche l'uomo è in ospedale con ustioni multiple e rischia di rimanere cieco. Versa in gravi condizioni una quindicenne rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto nelle scorse ore a Solarino, nel Siracusano. La ragazza originaria di Floridi era in sella a uno scooter guidato da un amico di 17 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un palo della segnaletica su una rotatoria. E in chiusura il meteo, il maltempo che da ora interessa la Sicilia continuerà a persistere almeno per altre 48 ore. Per domani la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per tutta l'isola. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.